L'affitto, sempre più una scelta di necessità. A scegliere la casa in locazione sono sempre più i single, persone che non riescono ad accedere al mercato del lavoro come giovani, monoreddito e immigrati. A questi si aggiungono poi gli studenti, i lavoratori fuori sede e i neoseparati. E anche il mercato si adegua con una riduzione dei prezzi. Per quanto riguarda le fasce di età che scelgono l'affitto, il 45% ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, 1 su 3 ha invece tra i 35 e i 44 anni. La metà di chi cerca in affitto lo fa per trovare l'abitazione principale, seguono coloro che cercano una casa per motivi legati a trasferimento di lavoro e poi per motivi di studio, 1 su 10. Quanto alle tipologie di contratto di locazione, quello più praticato è il canone libero 4+4, seguito da quello ad uso transitorio ed infine a quello concordato. La domanda di abitazioni in affitto si concentra in particolare sui bilocali 4 su 10, a seguire il trilocale. Se veniamo alla Marca, l'ufficio studi di Tecnocasa ha reso noti i dati. Per gli affitti a Treviso si va dai 400 euro al mese per un bilocale in zona San Liberale ai 550 di zona San Pelaio e Santa Bona. Per un trilocale la zona più economica è ancora quella di San Liberale con 500 euro al mese, poi Monigo e San Paolo con 600 fino ai 650 di San Pelaio e Santa Bona. 100 euro in più al mese nelle due tipologie per chi vuole la casa in centro storico. Se invece prendiamo in esame la provincia, più a buon mercato sono Visnadello, 320 euro per un bilocale, San Biagio di Callalta e Monastier, 350 euro, per salire i 400 di Altivole, Mogliano Veneto, Paese e Riese. Le zone più costose in provincia per un trilocale sono invece Roncade, Ponzano Veneto con 550 euro, record per il centro di Mogliano che costa quasi come il centro di Treviso.